grande momento qui a Brolo, si parla di gusto, di sapori, di identità del territorio. Assolutamente sì, è la seconda edizione di questo evento, un evento che vede coinvolti il comune di Brolo e il comune di Ficarra e che chiaramente ha la finalità, come dicevamo, di valorizzare il territorio, di valorizzare l'identità del territorio, ma soprattutto valorizzare i prodotti di questo territorio, che sono prodotti di grande qualità e che con questo evento noi abbiamo appunto l'obiettivo di promuovere al di là di quelli che sono i confini regionali. Quanto sono importanti tali momenti ai fini della conoscenza, della consapevolezza? Certamente sono momenti importanti, questo evento fra l'altro prevede la partecipazione di alcuni buyer, alcuni italiani, altri stranieri, e quindi questo incontro fra domanda e offerta, che è favorito da un evento come questo, chiaramente può rappresentare un volano per tante aziende del territorio, può rappresentare un'occasione di sviluppo per le aziende, può rappresentare un'occasione di sviluppo per tutto il nostro territorio. È un qualcosa in cui crediamo, appunto. Abbiamo promosso la prima edizione di questo evento, Le Vie di Lancia, lo scorso anno, lo stiamo riproponendo, lo stiamo rilanciando, anche perché abbiamo ospiti di grande rilievo. Per esempio domani sera avremo Roberto Lipari al nostro nuovo cineteatro. È un momento quindi di lancio del nostro paese, ma è un lancio soprattutto che riguarda appunto i prodotti della nostra terra. Avrete la possibilità come buyer ma anche come espositori di poter avere degli incontri mirati per far conoscere i vostri prodotti, che restano prodotti sicuramente genuini e di alta qualità. Quindi voglio ringraziare naturalmente tutti coloro che si sono occupati di questa manifestazione, a partire dagli uffici amministrativi, specialmente la signora Adriana Gaglia, la nostra Natascia, che qui hanno lavorato molto, ecco, ma il vice sindaco, l'assessore al commercio che ha curato pure, l'assessore Tina Pianavanti che puliva fino a poco tempo fa assieme alla signora Adriana, e naturalmente tutta la giunta che ha sicuramente voluto questa manifestazione, con tutti i consiglieri di maggioranza. Voglio solo dire che io spero che questa manifestazione quest'anno sia ancora più accattivante rispetto a quella dell'anno scorso, perché non solo abbiamo gli espositori, abbiamo cercato anche di integrare questa sera naturalmente non solo degustazione e conoscenza dei prodotti, ma anche uno spettacolo che vi sarà alle 21:30 con un gruppo molto famoso che conoscete. Domani alle 19 vi sarà la Raciti, che ha visto Masterchef, per poter dimostrare la cucina direttamente qui, per poi continuare alle 21:30 qui con la diretta che verrà dal Cineteatro Comunale del comico Roberto Lipari. Per quanto riguarda la giornata di domani, oltre il Paladella, alle 18 avremo l'inaugurazione del Cineteatro fino alle 19 e poi dalle 21:30 con i biglietti purtroppo già esauriti per l'inaugurazione del Cineteatro. E allora voglio dire che io spero che questa manifestazione, fatta anche in un periodo non estivo ma a fine settembre, per cercare anche di dare la possibilità ai turisti ma anche ai nostri cittadini di avere un'estate più prolungata. Sindaco, seconda edizione di un evento bello che attrae persone, porta persone, facciamo conoscere il nostro paese, il paese di Ficarra, facciamo conoscere anche i nostri prodotti, tutto assieme fa economia. Ma sicuramente questa è la seconda edizione che vuole lanciare i prodotti della nostra terra non solo qui da noi in Sicilia,
ma in Italia e anche in Europa e all'estero, perché abbiamo dei buyer che sicuramente incontreranno gli espositori, che quest'anno sono 14 e che rappresentano veramente il meglio di quelli che sono i prodotti dei Nebrodi, Tirrenico e di tutta anche la Sicilia, prodotti genuini, prodotti di alta qualità che difficilmente si riesce a trovare in tutte le altre parti del mondo. La nostra terra, il nostro sole, il nostro caldo, la nostra terra anche non intossicata da prodotti porta naturalmente a questi risultati, ed è giusto fare queste manifestazioni per dare non solo alla nostra gente dimostrazione di quanto siano buoni i nostri prodotti, ma soprattutto per far conoscere anche fuori la qualità di questi prodotti che a volte cercano di imitare all'estero ma non riescono. Questa è la vera essenza di questa manifestazione. Ecco, l'impegno naturalmente è stato dell'assessore al commercio, vice sindaco, avvocato Zino, ma soprattutto anche degli uffici, ecco, che si sono naturalmente sacrificati a cercare di portare avanti una manifestazione del genere che non è facile, ecco, promuovere. Allora, voi avete 2 giornate, ma in queste 2 giornate c'è anche qualcos'altro. Abbiamo lo spettacolo, c'è il divertimento, c'è anche l'inaugurazione di un'altra struttura comunale, Sindaco. Un'altra chicca da aggiungere alle tante cose che avete fatto in questi anni di amministrazione. Intanto invito tutti domani, sicuramente alle 18, dalle 18 alle 19, all'inaugurazione del Cineteatro Comunale. Poi vi sarà qui al Palatenda anche la presenza della Raciti, che ha vinto il Masterchef e che darà anche un esempio della sua bravura attraverso prodotti che cucinerà proprio davanti a tutto il pubblico. Dopodiché vi sarà questa sera alle 21:30 uno spettacolo con un gruppo musicale famoso. Domani poi si continuerà ancora qui, naturalmente la manifestazione al Cineteatro alle 21:30 con i posti già esauriti, però vi sarà la possibilità di vederlo in diretta qui al Palatenda, perché faremo la stessa manifestazione, sarà trasmessa in diretta qui. E quindi vi sono 2 giornate importanti: gusto, spettacolo, musica, cabaret e soprattutto anche la possibilità di gustare questi prodotti. Invito quindi tutti ad essere presenti. Ho chiesto poco fa a qualcuno, diciamo che l'estate brolese ha avuto un prolungamento, considerando anche l'alta temperatura, a parte qualche gocciolina d'acqua. Beh, noi miriamo proprio a questo, a prolungare quella che è l'estate brolese, nel senso che mettiamo queste manifestazioni proprio a fine settembre per dare la possibilità di allungare la stagione estiva, così poi ci saranno altre manifestazioni per poi arrivare nel periodo di Natale con altre manifestazioni ancora. Vogliamo dare un senso a quello che è anche la creazione di un'immagine turistica del nostro paese, ma soprattutto vogliamo dare anche ai nostri cittadini la possibilità di svago ma anche di socializzazione. Con l'assessore Nuccio Ricciardello, turismo. Possiamo dire che è un proseguimento dell'estate brolese questa attività in questi 2 giorni, questa street food, questa manifestazione enogastronomica, ma direi pure che turismo, cucina vanno d'accordo per portare economia in un paese. Assessore, facendo una sintesi. Senza alcun dubbio è la dimostrazione che intanto la Sicilia e il nostro territorio, enogastronomia e turismo vanno a braccetto perché noi grazie a Dio abbiamo dei prodotti enogastronomici importanti del territorio nebrodeo che sono conosciuti in tutto il mondo. La dimostrazione sta nel fatto che ad esempio il governo nazionale ha voluto fare il G7 in Sicilia e quindi è la dimostrazione che la Sicilia è terra di cultura, di buon cibo e di tutti i beni che il Dio ci ha dato a noi. Allora, 2 giorni, ma c'è stata una giornata già a Ficarra la scorsa settimana, binomio dei 2 comuni, l'unione dei Lancia, ecco, anche quando i comuni si mettono assieme portano risultati.
È una cosa che noi come amministrazione comunale abbiamo sempre portato avanti, anche perché il turismo solitario non porta da nessuna parte. Bisogna capire che il concetto di turismo deve essere comprensoriale, perché ad esempio Ficarra ha numerose chiese che Brolo non ha, Brolo ha il mare che Ficarra non ha, e quindi noi infatti stiamo portando avanti un turismo comprensoriale, stiamo cercando di portare avanti la famosa Costa Saracena e quindi di collaborare con Sant'Angelo, con Piraino, con Gioiosa, con Sinagre e anche con altri paesi dell'interno. E questo si dice sempre che l'unione fa la forza, e la dimostrazione sta nel fatto che questa bellissima manifestazione, voluta fortemente dal sindaco e dal nostro vice sindaco Carmelo Zino, è la dimostrazione che i due comuni, Brolo e Ficarra, vanno a braccetto e in perfetta simbiosi. Con Amadeo Arasi, neoassessore di questa amministrazione, politiche agricole e pesca. Quindi siamo nel tuo settore. Seconda edizione di questa splendida manifestazione in cui il cibo incontra anche la musica, incontra l'inaugurazione di un'attività domani sera dove c'è il comico, c'è tutto, ma c'è soprattutto la buona cucina, la buona econostronomia dei nostri nebridi. E poi, come abbiamo parlato con gli altri, anche con il sindaco, dicevamo il binomio con i due paesi, che è una cosa bellissima. Assolutamente sì, la sinergia con Ficarra è qualcosa di importante. È la seconda edizione delle Vie de Lancia, un'iniziativa che noi intendiamo, insieme all'altro comune, quello di Ficarra, portare avanti negli anni e far sì che sia un'iniziativa cardine anche in un periodo diverso da quello estivo. Ci sono tantissime attività enogastronomiche, molte importanti della nostra Sicilia, e quindi vanno valorizzate nel miglior modo possibile. Abbiamo deciso anche di far sì che ci sia cultura attraverso uno spettacolo di stasera dei Retrosca, e domani avremo il comico Lipari per l'inaugurazione del Cineteatro, che è chiuso da diversi anni, e questo credo sia tra l'altro anche un fattore molto importante per la nostra comunità e non solo. Allora, dicevamo anche con i tuoi colleghi che in qualche modo è un prolungamento anche dell'estate brolese, volendo viene fatta in questo fine mese di settembre. Si cerca di prolungare un po' il periodo di vacanza, anche se ovviamente i turisti, almeno diciamo il turismo quello del nord non c'è più, ma il turismo siciliano c'è, la gente si muove, la gente viene a degustare, a vedere, a osservare e soprattutto a conoscere i nostri prodotti. Sì, istituzionalizzare il turismo è anche uno dei nostri obiettivi come amministrazione, e questo è un evento che ce lo permette, ce lo consente, quindi ne faremo anche degli altri nei prossimi mesi. Come già vi ho detto, destinare del turismo è uno dei nostri obiettivi e cercheremo attraverso non solo questa iniziativa ma anche altre far sì di portare avanti idee che abbiamo insieme agli altri consiglieri e assessori e il sindaco, e sicuramente sono abbastanza fiducioso, lo siamo tutti come amministrazione.